Elisa, devo dire, ancora non mi capacito di come una ragazza così bella sia single. Slow with a big bird. Come scusi? Slow with a big bird. Non capisco. Bianco Faian. No, perché... Ci stavo provando, no, per Down carità. hand from brass. Come scusi? Down hand from brass. Sono mandato. Sì, no. So che è una persona corretta, sì. però sono stato tanto ascoltato dagli uomini. Ho saputo brutte esperienze che ho avuto, e poi non mi piaceva neanche più il mio ex, non mi piaceva. E riattaccato a depilarsi e tutto quanto. Tutto depilato. Per lo stomaco, braccia, ti faceva amore e ti sbrissava e ti partiva via. No, oggi. Sai come che deve essere il mio uomo ideale? No. Mezzo uomo e mezzo scimmia. Cioè? È da essere peoso, ma non da essere macalco. Oh, beh. Sì. L'assessore Ciano Contin, ospite qui a Il Minuto Politico, noto politico del territorio. Senz'altro. Sì. Grazie. Bene, Elsa, abbiamo delle domande per il nostro assessore Ciano Contin? Sì, da Napoli ci scrive la signora Meridione che ci chiede... Signora Meridione da Napoli? Da Napoli, sì, ci chiede, in questo momento politico ed economico molto strano, siamo come una nave che naviga nel mare senza un faro che la riesca a condurre in porto. Senz'altro. Date queste premesse di carattere generale, ci può raccontare una barzelletta? Oh, per fortuna. Ma scusi, ma anche lei, ma signora Elsa, ma faccia Questo filtro. ci chiedono, Ma scusi. faccia filtro, ma queste domande un'ora che non... Ma io non avevo neanche capito la domanda. E ora ascoltami, ti conto una velocetta. Sì. E ora ascoltami, sai la differenza fra quelli che lavora in fabbrica e quelli che va in ospedale a farsi un intervento? No. Nessuna, perché se tutti do operai. Era capire? Sì, carina, operai. Gli operai no. Sì. Quelli che lavorano in fabbrica si operai. Poverini. Sì, invece no, quelli dell'ospedale si poverini, perché si operai dal chirurgo. Sì, giusto. Magari niente di grave. No, è vero. Sta mia preoccuparti, magari che sono una cista e un euro da controllare, sai? Allora degli ospitali. Degli ospiti, gli operai in ospedale. Se invece gli operai della fabbrica che a farsi un intervento, in quel caso chiede malattia, e ora se operai. Operai due volte. No, operai una volta, dopo dipende dalla gravità. Sì, no, ma infatti potrebbe esserci della complicazione. Ma speriamo di no, però teniamo sempre il neo. sempre il neo. Diciamo che se operai della fabbrica, ma anche operai del chirurgo, se operai, no? Cioè, una barra due volte. Dipende dalla gravità del discorso. Da Anche non tre, confondere poi, con gli operai dell'ospedale che invece si là per lavorare, nel senso che sei qui che fai manutenzione delle macchine, che giusto i climatizzatori, no? Io risi operai in ospedale, ma non perché mai, capito? Cioè, l'ospedale per io come a fabbrica, io non a chiedere malattia per fare gli operai in ospedale, perché io risi proprio operai in ospedale. Sta benissimo che... Non è facile da spiegare sta barzelletta, infatti. No. E anche per oggi il nostro Minuto Politico finisce qui. E di politica non abbiamo parlato. Gli operai... Cioè, tipo, se aggiustano un condizionatore non serve il chirurgo. No.